Si tira su un muro. Tiriamo sul muro, senti? Definitivo. Un muro e sperando che tenga. Purtroppo non posso fare altro. A mali estremi, estremi rimedi. Via la porta a vetri, semidistrutta, testimone muta della propria vulnerabilità. Al suo posto, dove per tamponare la ferita era stato messo questo portone in ferro, gli operai posano uno dopo l'altro pesanti mattoni in cemento, per tirar su una barriera che si spera possa opporre maggior resistenza contro gli attacchi esterni. Come quello inferto l'altra notte dai ladri alla concessionaria Kawasaki della famiglia Rebuschi, nella zona industriale di Biban di Carbonera. I ladri, dopo aver scassinato e aperto il cancello, hanno sfondato la vetrata e sono entrati da qui, rubando 9 moto fra quelle presenti nel salone. Più che un furto, un vero e proprio blitz, studiato nei dettagli ed eseguito così velocemente da eludere tutte le contromisure. All'arrivo della polizia dei ladri non c'era più alcuna traccia, così come delle moto. Ingente il bottino, calcolato in circa 100.000 euro. Hanno preso delle moto molto costose, tipo la Ninja H2 SX nuova, una SX, delle moto anche purtroppo nuove che dovevamo consegnare oggi ai clienti. Fuori del negozio è tutto un via vai di clienti e motociclisti che commentano esterrefatti. Dentro i titolari si danno da fare tra sorpresa e sconforto, ma anche con la voglia di andare avanti, tenendo alta la guardia. Adesso stiamo murando, intanto togliamo la vetrina, facciamo un muro armato. Avevamo le telecamere interne, protezioni, e faremo anche all'esterno adesso delle nuove protezioni. Non lo so neanche io perché alle volte ci viene solo sconforto.